Benvenuti a tutti gli amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questa nuova video lezione. Oggi vediamo un'apertura da parte del bianco dal nome Sistema di Londra. Abbiamo già visto nelle precedenti video lezioni il sistema colle, facciamo un rapidissimo ripasso perché queste due aperture si somigliano molto. La struttura del sistema colle è formata in questo modo: abbiamo questi pedoni messi a cuneo in questo modo, l'alfiere campochiaro che si va ad arroccare, nel senso non nel senso scacchistico ma nel senso letterale del termine, dietro a questi pedoni. Il cavallo si sviluppa in F3, questo cavallo in D2, segue un arrocco e poi la partita può continuare in mille modi: donna C2, donna E2, donna torre E1, spinta, eccetera. Insomma, questa è la struttura, diciamo, di base del sistema colle. Qual è, diciamo, il punto debole di questa struttura? È questo alfiere C1 che è bloccato. Ovviamente nei piani del bianco appunto c'è questa spinta E4 che dopo va ricambia il centro, questo alfiere poi è finalmente libero. Il sistema di Londra è molto simile ma ha un altro tipo di situazione. Anche qui è vero che ci sarà il nostro bel cuneo, però prima di giocare E3 si gioca alfiere in F4, talvolta si va anche in G5, ma qui andiamo anche in altre aperture. F4, in questo modo io posso fare la mia struttura a cuneo, posso mettere il mio alfiere dove voglio, 2, D3, B5 e posso continuare il mio sviluppo. Ecco, vediamo una partita in cui il bianco utilizza questa struttura e riesce a creare degli attacchi e delle strategie veramente molto interessanti che il nero, pur giocando benissimo, farà fatica a tenere testa, a sopportare. Allora, abbiamo capito quindi che si apre con il pedone di donna D4, D5 e, come abbiamo appena detto, si sviluppa immediatamente l'alfiere in F4. Ora, il punto debole dell'alfiere in F4 è che dopo che il nero, per esempio, ha giocato C5 o C6, la donna in B6 può andare direttamente ad attaccare il punto B2, dato che non c'è più l'alfiere sulla casa di partenza che difende quel punto. Quindi questo è, diciamo, il punto debole di questa apertura. Ma se il bianco gioca con decisione, non lascia il tempo al nero di fare queste mosse. Cavallo F6 e 3. Perfetto, quindi il bianco ha sviluppato il proprio alfiere e allo stesso tempo con questa spinta di pedone ha aperto il raggio d'azione all'alfiere campochiaro. A questo punto C5. Questa mossa è praticamente obbligatoria ed è consigliatissima in questo tipo di aperture, quello che Alessio De Santis chiama l'antidoto contro questo tipo di sistemi. Quindi la spinta C5 è importante, come abbiamo detto, permette anche alla donna di uscire. A questo punto si va a rinforzare il cuneo con C3, si prosegue lo sviluppo con cavallo in C6, si prosegue con cavallo in D2 e 6. A questo punto il nero ha chiuso le vie all'alfiere campochiaro per privilegiare l'apertura all'alfiere camposcuro che protegge sia questo pedone e sia che si può mettere in E7 o in D6 per completare il proprio sviluppo. Anche il bianco continua e ora alfiere D6. Qui c'è una posizione già critica, c'è una minaccia, si minaccia di prendere questo alfiere e dopo questa presa si ha un'impedonatura, anche se ad alcuni fa piacere questa impedonatura. Perché? Perché si crea una casa fortissima per piazzarci un cavallo, quindi addirittura alcuni neanche si preoccupano di questa mossa. Quindi le soluzioni sono o far finta di nulla e prendersi l'impedonatura, o prendersi questo alfiere buonissimo, oppure classica ritirata in G3 e in caso di cambio ovviamente attenzione a non fare questo errore che alcuni commettono. Uno dice cavolo, io
catturo col pedone in F, così dopo l'arrocco ho subito la torre con una colonna semiaperta. In realtà questo ragionamento non tiene perché c'è questo pedone debolissimo, quindi non si può fare questa giocata, ma bisogna prendere con il pedone in H, e se non si arrocca si ha già la torre che punta sul futuro arrocco del bianco. Riposizioniamo i pezzi e abbiamo giocato appena alfiere G3. A questo punto il nero completa il suo sviluppo. Ora piacerebbe anche al bianco completare lo sviluppo, ma per farlo deve togliere l'alfiere dalla casa in F1, che potrà andare in D3 o addirittura in B5. In questa partita l'alfiere va in B5. Lo scopo di B5 è quello di andare a catturare questo cavallo. Perché? Perché questo cavallo è quello che riesce a supportare questa spinta. Quindi se il bianco riesce a catturare questo cavallo, questa casa qui, il nero fa fatica a tenerla. Quindi il bianco è felicissimo di cambiare questo alfiere, nonostante abbiamo detto che si tratta di un alfiere buono. Poi è ovvio che tutte le considerazioni teoriche bisogna poi vederle praticamente caso per caso, perché è vero che una torre vale più di un cavallo, ma in determinati casi è il cavallo che vale più della torre, quindi è tutto relativo. A6 per cercare di scacciare questo alfiere, ma abbiamo detto che c'è il cambio. Qui ovviamente c'è un'impedonatura da parte del nero, ma di poco conto, anzi ora il nero ha la possibilità di fare questo tipo di giocate, quindi non è un problema questa impedonatura, anzi questo pedone in C andrà via prestissimo. Però il bianco abbiamo detto che è pieno di iniziativa grazie a questa mossa. Donna A4. Lo scopo è quello appunto di togliere la donna dalla casa di partenza e andare a minacciare ora il punto debole in C6. Come bisogna ora reagire? Beh, ci sono diverse continuazioni. Si potrebbe pensare a un donna C7, però attenzione che ci sono alcune giocate e alcune inchiodature, lo vedremo fra poco. Conviene giocare alfiere in B7. A questo punto cambio di alfiere, cambio e donna 3. Con movimenti semplici e lineari della donna il bianco sta mettendo in difficoltà il nero. Perché? Perché sta sfruttando questa inchiodatura. Ora il nero non può né catturare né avanzare e c'è un doppio attacco su questo punto che al momento non sembra difendibile se non con cavallo in D7. Ma il bianco riesce a trovare un altro modo per creare un altro attacco su quel punto. Cavallo B3, siamo a 1, 2, 3 pezzi che minacciano su C5 contro 2 che difendono su C5. E qui il bianco va in vantaggio. Ma torniamo un attimino indietro di qualche mossa. Vediamo un attimino la situazione in questo modo. Il cavallo era qui c'erano questi due pedoni così, l'alfiere era davanti, ok, e rimettiamo a posto anche la situazione del bianco. L'alfiere è andato qui, questo era in G3 e manca un alfiere. Vediamo se è tutto a posto la situazione. Ok, questo qui era in D2. Ok, ritorniamo a questa situazione. Ti ricordi cosa è successo? È successo che il nero ha appena arroccato, ora il bianco vorrebbe completare lo sviluppo e abbiamo visto la situazione in cui l'alfiere va in B5. Ok, l'alfiere va in B5 e anziché giocare a 6, andando così poi andare in questa variante di cambio che porta comunque dei vantaggi al bianco,
Il nero, conoscendo questo tipo di variante, decide di ritirare il cavallo in E7, togliendolo dal raggio d'azione. A questo punto l'alfiere si ritira in D3. Ora il bianco ha perso essenzialmente una mossa, però ha voluto quello che voleva, ha ottenuto ciò che voleva. Ora il nero continua lo sviluppo in questo modo, B6 che sorregge C5, andando anche a creare un'ottima postazione per alfiere Campochiaro. E4. Il bianco non ha tempo da perdere perché il nero si sta sviluppando molto bene e in più c'è qui una minaccia concreta di doppio cavallo e alfiere, quindi il nero deve assolutamente correre ai pari. Pedone per E4, cavallo per E4, cavallo per E4, alfiere per D4. Alla fine il bianco che è riuscito a ottenere un pezzo sulla casa D4, una casa centralissima, che va ora ad attaccare la torre. Ovviamente bisogna correre ai pari, torre B8, ora la torre è salva, però attenzione che qui seguono ancora una serie di cambi. Pedone per C5, se alfiere per C5 attenzione che la torre. Quindi come deve giocare? Beh, l'unica soluzione è quella di prendere tempo, togliere questo alfiere che dà fastidio a questa torre, H come avevamo detto prima per G3, e ora facendo questa semplice mossa si è creato in realtà un attacco, torre e alfiere puntano su H7. Bisogna assolutamente difendersi, ci sono varie difese, una difesa come G6 andrebbe a creare, diciamo, dei buchi che il nero potrà sfruttare, soprattutto il bianco potrà sfruttare soprattutto con questo cavallo. Per questa ragione il nero decide di giocare F5. F5 è vero che crea uno scudo, qui non c'è assolutamente alcuna entrata, ma crea un pedone arretrato. Il bianco decide che scambiare le donne è un'ottima soluzione e ora il bianco deve cercare una soluzione, sicuramente deve ritirare o posizionare questo alfiere in una buona situazione. Però se osserviamo bene la scacchiera, notiamo che c'è un'altra situazione per questo alfiere, o almeno per lo schieramento del bianco. Ti do qualche secondo e poi passo alla soluzione. Il bianco può giocare questa spinta, C6. Perché? Perché semplicemente se il nero procede con la cattura, qui c'è una bellissima mossa, probabilmente una delle mosse più rare che si possa vedere in questo magnifico gioco, che è un doppio di pedone su due torri. Quindi attenzione, siamo qui, spinta del pedone in C6. Bisogna correre ai pari, in che modo? Beh, con cavallo in D5 che va a fermare la possibilità di questa avanzata e ovviamente dopo un cambio alfiere per D5 una delle due torri si sottrae dal doppio, quindi il problema non c'è più. Torre D1 del bianco, scambio di pezzi, qui bisogna catturare per forza con re, non ci sono troppe alternative. Alfiere in A6, cercando di dare un po' spazio a questo alfiere che finalmente vede un po' la luce. Cavallo in E5, ottima posizione del cavallo, si trova veramente in una posizione fortissima che può poi andare a creare sia fastidi in settima traversa, ma soprattutto la cosa più importante va a sorreggere il punto, il pedone fortissimo in C6. Torre C8 per andare a attaccare questo pedone e la prossima mossa è quella di giocare alfiere in B5 andando così inevitabilmente a prendere questo pedone. L'unica mossa per evitare questo è C4, altra mossa molto forte. Ora c'è questo alfiere che non può andare essenzialmente da nessuna parte. Questo è un paradosso e allo stesso tempo è fantastico. B5 cercando di liberarsi da questo, attenzione che qui il bianco sfoggia le ultime cartucce. B4,
pedone per C4, A4. L'idea ovviamente è quella di spingere la prossima B5 e catturare così l'alfiere. Torre di 8, scacco, re in C2, torre di 5, andando anche a minacciare il cavallo, è F4. Il cavallo ormai è fortissimo, è sostenuto, il nero può fare veramente poco perché non può scendere da nessuna parte, è costretto a rimanere qui, anzi qui si teme prima o poi l'avanzata di questo pedone, ma soprattutto ora c'è questa minaccia. In più il bianco essenzialmente ha giocato con una torre in meno perché non ha fatto nulla quella torre se non creare una minaccia su H7, però la posizione è sicuramente vinta per il bianco.